Allora, la richiesta, secondo me, rispetto alla sanità è quello di avere la possibilità di accedere a una sanità pubblica che tenga conto delle persone fragili, certamente, quindi con facilità di accesso e magari servizi gratuiti e rispetto anche dei tempi, perché se io ho un problema adesso non me lo possono risolvere fra 8 mesi, come spesso accade quando si va a prenotare una visita. E rispetto alla non autosufficienza, un problema che io vedo è che è vero che le nostre famiglie sono in grado di supportare, sono in grado di sostenere veramente impegni molto gravosi, però non trovo corretto continuare a far di conto sulla famiglia, cioè mh, bisognerebbe supportare la famiglia, magari che ne so, facendo più attenzione all'evasione fiscale e quindi cercare di recuperare risorse da quell'ambito e quindi supportare maggiormente le famiglie.